È un dispiacere grandissimo, perché perdere una figlia è una cosa, anche per il padre che guidava la barca, è una cosa molto grave, anche perché staranno male, non so quanto male saranno. È un po' perdere una figlia a 12 anni è un dispiacere grandissimo. Difficile trovare le parole per commentare una tragedia come quella in cui ha perso la vita troppo presto Cecilia. Anche per il sindaco di Spinea, il paese dove la dodicenne viveva con la mamma. Si erano trasferite da poco, dopo la separazione dei genitori. Purtroppo io non ho grandi parole perché non ce ne sono, è inestimabile, penso il dolore della famiglia, io lo dico anche da madre, mi commuovo, ecco, io ho un figlio coetaneo, quindi non oso neanche pensare l'uscita di una gita che si risolve in questa maniera. Il comune e la mia persona saranno indubbiamente vicini alla famiglia, lo sono. E il giorno dei funerali indiremo il mezz'asta della bandiera, quindi col minuto di silenzio, e il conforto, diciamo, sia nominale ma anche quello così spirituale lo vogliamo dare a 360 gradi alla famiglia. E anche in paese si punta ancora una volta il dito contro un sistema di regolamentazione acqueo che evidentemente va modificato. Una tragedia, cosa si può dire? Il problema del traffico. Il traffico acqueo. Sì, esatto. Sono disastri che non dovrebbero succedere purtroppo, ma insomma, per me è colpa delle navi, del moto ondoso che non dovrebbe esserci, insomma.